Primo contagio a Campobello di Licata, nuovo caso ad Agrigento Centro, altro focolaio a Palma, positivi mamma e bambino. L'Hotel Acrabello, da struttura alberghiera, spazio per persone in quarantena, gli stabilimenti balneari non pagheranno demanio ma per adesso non apriranno. A Pasquetta il controllo sul territorio sarà ancora più serrato, chi verrà trovato in giro rischia non solo sanzione amministrativa ma anche una denuncia solo in questo caso. Il Movimento 5 Stelle avanza delle idee presentate al Governo nazionale. Forza Italia chiede alla Regione che venga sospeso il bollo auto. L'Ordine degli Architetti chiede ai comuni l'attivazione di sistemi informatici. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura i dati aggiornati, 4 nuovi casi, uno nuovo ad Agrigento dove è risultata positiva una sessantenne che vive in centro. A Palma di Montechiaro nuovo focolaio, 2 nuovi casi, una donna sui 40 anni e suo figlio di 5 anni. È il primo caso a Campobello di Licata. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Sono 89 i casi positivi risultati al Covid-19, quelli comunicati dall'ASP di Agrigento fino alla giornata di domenica sera. Nuovi casi esplosi nei comuni che finora non erano stati colpiti, come ad esempio quello di Campobello di Licata, mentre in quello di Ravanusa salgono a 2 i contagiati. Così come anche per il comune di Palma Montechiaro, altre 2 persone contaminate, tra cui una donna di 40 anni e un bimbo di 5 anni, risultato asintomatico. Agrigento un nuovo caso in aumento, quindi arrivano così a 10 le persone interessate alla pandemia. Gli altri comuni interessati non hanno avuto alcuna variazione rispetto ai dati precedenti. Il maggiore risulta essere sempre Sciacca con 21 persone, Menfi con 10, Licata con 8, Canicattì con 4, Favara con 3. I soggetti ricoverati in ospedale sono 15, in quarantena 63, guariti 1, deceduti 9, mentre i pazienti sono stati distribuiti tra i centri Covid di Caltagironi 2, Caltanissetta 5, Marsala 2, Partinico 3, Messina 1. I numeri invece forniti dalla Regione Siciliana, sempre nella giornata di domenica sera, da parte dell'assessorato alla salute, danno la nostra provincia con 104 casi, quindi più di quelli comunicati dall'ASP di Agrigento. Le altre province dell'isola vedono sempre in testa un maggior numero di casi, a Catania con 525, Messina seconda con 314. A far aumentare i contagiati sono stati i casi successi nelle diverse case di cura, il cui contagio si è esteso a macchia d'olio, quindi Enna con 270, Palermo con 258, Trapani con 94, Caltanissetta 91, Siracusa 77 e Ragusa resta sempre la provincia più sicura con meno casi registratisi, fermandosi a 41 contagi. I test effettuati sono stati 2.000, di cui 1.774 positivi, 100 guariti, 116 deceduti, 632 quelli ricoverati, 76 messi in terapia intensiva, mentre arrivano a 1.146 quelli in isolamento domiciliare in tutta la regione. Intanto sentiamo il sindaco di Campobello di Licata, dove il Covid ha colpito durante il fine settimana con il primo caso che si è verificato. Purtroppo il coronavirus ha fatto ingresso anche a Campobello di Licata. Abbiamo il primo caso. Ieri sera sono stato contattato dall'ASP dove mi comunica il primo caso positivo. Era prevedibile per tante situazioni, perché non poteva essere il comune di Campobello di Licata indenne, come dire, a questa infezione, a questo virus che sta creando tantissimi problemi. Io ho sentito il nostro concittadino, sta bene, è a casa, è in isolamento da diversi giorni, e faccio a lui e alla sua famiglia i migliori auguri di una pronta guarigione, gli mando il mio abbraccio. Cosa voglio dire ai concittadini? Cercare di mantenere il più possibile il sangue freddo, cercare di affrontare questa problematica che tutti sapevamo che poteva arrivare ed è arrivata. Quindi le rassicurazioni che voglio fare e la collaborazione che chiedo è per chi già ha osservato le regole, le disposizioni, che li continua ad osservare. A chi ancora oggi crede di essere più furbo o il più intelligente, non so come definirlo, cominci a riflettere perché l'unico modo per cercare di fronteggiare e frenare questo fenomeno è il rimanere a casa e avere quella distanza sociale in modo tale da non avere contatti. Quindi questo è il grande sforzo e la grande collaborazione.
Se insieme cerchiamo di affrontarla con serietà, ebbene, questo cercheremo di ridurre completamente i fenomeni e di mettere a rischio determinate persone. Quindi ecco l'appello che vi chiedo, che faccio e che chiedo a voi di osservare. Ci avviciniamo anche alla settimana della Pasqua. Qualcuno, sento dire, si vorrebbe organizzare, chissà cosa vorrebbe fare. Bene, finitela, si rimane a casa, non si può fare diversamente. Solo così possiamo cercare di programmare, di uscire per quando ce lo diranno. Quindi evitate ogni sorta di qualche invenzione per cercare di andare in campagna, in famiglia. Sì, quest'anno la Pasqua è una Pasqua diversa, una Pasqua in cui si riscopre ancora di più lo stare insieme e in famiglia. A Pasqua, ma soprattutto a Pasquetta, in provincia di Agrigento, la provincia di Agrigento sarà blindata. Il prefetto Dario Caputo sta lavorando a un maxi schieramento di uomini e mezzi distribuiti tanto nella città capoluogo quanto nei comuni e nella provincia. Verranno coinvolte tutte le forze dell'ordine che dovranno presidiare ingressi ed uscite della città, ma anche le spiagge, tutti gli arenili della provincia. Chi non rispetterà la legge potrebbe andare incontro in questo caso non solo alla sanzione amministrativa, che può arrivare fino a 3.000 euro, ma anche a denunce penali. Come cambiano le strutture dedite al turismo al tempo del coronavirus, mentre la Regione Sicilia ha esonerato le strutture balneari dal pagamento del demanio marittimo e sospeso l'avvio della stagione previsto per il 1° maggio, l'ASP di Agrigento ha accolto la disponibilità manifestata dall'Hotel Crabello del Villaggio Mosè di Agrigento a convertire la struttura alberghiera a luogo di accoglienza per soggetti in quarantena. Lello Casesa. Agrigento avrà la struttura Covid per assistere temporaneamente soggetti positivi e fronteggiare l'emergenza. Sarà infatti l'Hotel Crabello nella zona del Villaggio Mosè ad ospitare i soggetti positivi che non hanno necessità di ricovero ospedaliero. La struttura dovrà ospitare altresì pazienti che sono stati dimessi dagli ospedali e sono ancora positivi ed infine i soggetti che, non avendo fatto il tampone, hanno bisogno di essere sottoposti al regime della quarantena. La struttura alberghiera ha partecipato al bando della Regione Siciliana manifestando disponibilità ed attende adesso l'autorizzazione del Dipartimento Civile regionale. La stipula del rapporto convenzionale è subordinato all'autorizzazione del Dipartimento regionale nonostante il parere positivo già espresso dall'ASP di Agrigento, che ha provveduto alla delibera in questione a firma del direttore generale Alessandro Mazzara e del direttore sanitario Gaetano Mancuso. L'avviso della Regione prevede una contrattualizzazione vuota per pieno, cioè il pagamento al consumo nelle province che non hanno provveduto ad alcuna forma di contratto. E sempre in tema di coronavirus, la Regione Siciliana ha deciso il rinvio delle aperture degli stabilimenti balneari in Sicilia, inizialmente fissato al 1° maggio e rinviato a data da destinarsi. Non sapremo ancora, ha dichiarato l'assessore al territorio Totò Cordaro, se la stagione risulterà completamente compromessa ed in ogni caso vogliamo venire incontro agli operatori del settore. Abbiamo deciso di esonerarli dal pagamento dei canoni demaniali per agevolare la ripresa delle attività turistico-balneari. Un settore che, come tutti gli altri comparti, subirà un pesante contraccolpo. Nessuno, ribadisce Cordaro, sarà abbandonato e, se necessario, studieremo nuove e più importanti misure di sostegno. Sono stati sospesi per adesso anche tutti i lavori di campionatura delle acque. Lo stop al pagamento dei canoni è previsto in una delle norme inserite nella nuova finanziaria d'emergenza che il governo Musumeci sta definendo in queste ore. Il gruppo parlamentare di Forza Italia all'Assemblea regionale Sicilia ha presentato una mozione che impegna il governo della regione tramite l'assessore regionale all'economia a sospendere e prorogare il pagamento del bollo auto in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. L'iniziativa scaturisce dalla contestazione del decreto Cura Italia del governo Conte, perché tra le tante proroghe concesse a fronte dell'emergenza Covid-19 non è stata prevista la proroga del pagamento del bollo. Riccardo Gallo, il vice coordinatore regionale di Forza Italia, aggiunge opportuno che il governo regionale, attraverso l'assessorato all'economia, attivi al più presto tutte le procedure per sostenere la tassa sul bollo auto relativa alle scadenze dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Tale misura, conclude, rappresenterebbe un altro concreto provvedimento di sostegno a tutti i siciliani afflitti da una congiuntura sanitaria ed economica così grave.
Arrivano in Sicilia 40 tonnellate di dispositivi di protezione acquistati dalla Regione. Il governatore Nello Musumeci risponde alla valanga di critiche sulla delibera di giunta con cui è stato chiesto allo Stato di varare le norme di attuazione dell'articolo 31 dello Statuto in modo da avere controllo sulle forze armate e sulle forze di polizia di stanza in Sicilia. Vediamo. Per un totale di... È una giornata importante oggi per noi siciliani. Siamo all'alba all'aeroporto di Falcone Borsellino di Palermo. Quell'aereo alle mie spalle è appena arrivato dalla Cina, ha portato 40 tonnellate di materiale per difenderci dal coronavirus, mascherine, copricapo, scarpe, guanti, tutto quello che serve al personale impegnato negli ospedali, al personale in trincea. È materiale prezioso che abbiamo desiderato per tante settimane. Lo abbiamo comprato attraverso la mediazione del centro medico della Università di Pittsburgh, che in Cina sta effettuando degli interessanti investimenti e che qui in Sicilia gestisce con noi l'ISMET di Palermo e sta costruendo una nuova struttura ospedaliera sempre nel Palermitano. È stata un'operazione difficile perché ci sono volute 2 settimane di trattative, di contatti. Dovevamo comprare questo materiale, non appena abbiamo compreso che da Roma avevano difficoltà a rispondere alle tante richieste che arrivavano da tutte le regioni italiane. È soltanto il primo carico, perché nei prossimi giorni arriverà altra merce, arriveremo intorno a 50 tonnellate e intanto quello che è arrivato sarà distribuito sin da subito. La protezione civile regionale, la nostra protezione civile è già impegnata qui all'aeroporto col suo dirigente ingegnere Foti per recapitare il materiale. Fino all'ultimo, vi confesso, temevamo che qualche altro paese, qualche altra regione potesse sottrarci questo carico, visto che c'è tanta penuria nel mondo e vista la spregiudicata concorrenza. E invece ci siamo riusciti, dopo una notte insonne, siamo davvero felici. Pochi giorni fa è stata annunciata la creazione di questo nuovo vaccino che sembra estremamente efficace. I primi risultati sperimentali sono stati eccellenti e quindi ci aspettiamo che nel giro di mesi o comunque di non più di un anno e mezzo questo vaccino possa essere pronto e proteggere finalmente la popolazione mondiale dall'espansione di questa terribile epidemia. Non c'è nessun potere speciale, si sta facendo una confusione appositamente, si vuole sollevare il polverone perché la gente possa distrarsi dai gravissimi problemi di inefficienza che arrivano dal governo nazionale. Abbiamo chiesto alla commissione paritetica, che è una commissione formata da 2 rappresentanti dello Stato e da 2 rappresentanti della regione siciliana, di occuparsi dell'articolo 31 dello Statuto, quindi di una norma costituzionale. Cosa dice l'articolo 31? Che in casi particolari, in contesti di emergenza, il Presidente della Regione può assumere la guida e avvalersi delle forze di polizia, come nel caso che stiamo vivendo in queste settimane, dove i poteri sono divisi fra lo Stato e la Regione. La Regione ha il compito di disciplinare l'attività sanitaria, i controlli dei passeggeri in arrivo, verificare se hanno temperatura, se hanno compilato il modulo di autocertificazione.
Le forze dell'ordine che debbono sostenere questa azione e debbono fare da deterrente dipendono invece dallo Stato. Come vedete, due interventi assolutamente disorganici. E allora, perché l'articolo 31, che risale al 1946, non è stato mai applicato? Perché lo Stato non vuole concedere alla Sicilia questo particolare potere. E finora sono passati 74 anni e i governi che si sono alternati alla guida della Sicilia, per 50 anni il centro-sinistra c'è stato, non ha voluto fare pressione su Roma per non disturbare il conducente. Noi abbiamo soltanto fatto quello che sarebbe stato giusto fare. Abbiamo chiesto, abbiamo deliberato affinché la commissione paritetica e quindi lo Stato possa farci sapere se questo articolo 31 dello Statuto siciliano può essere o non può essere applicato. E mi pare strano che a commentare e a criticare questa iniziativa del governo regionale sia proprio il Partito Democratico, che il 23 di marzo ha chiesto pubblicamente al presidente Musumeci di utilizzare i poteri derivanti dall'articolo 31, senza sapere che l'articolo 31 senza le norme di attuazione non può mai essere applicato. Quindi ieri diceva una cosa 10 giorni fa, oggi ne dice un'altra, solo per speculare, solo per fare polemica. In questo momento c'è bisogno di serenità. Se ne parlerà di questo articolo 31 fra 6 mesi, fra un anno, non ci interessa, noi dovevamo soltanto adottare l'atto deliberativo. Per ora evitiamo le polemiche politiche, cerchiamo di occuparci delle cose serie, come stiamo facendo noi, cercando di capire dove poter trovare le mascherine, dove poter trovare i dispositivi di protezione, al di là di quelli che arrivano da Roma col contagocce. Queste sono le cose più importanti. Non c'è bisogno di poteri speciali, assolutamente. Non ne abbiamo mai chiesti e non ne chiederemo. Il potere è già lì, nella norma dello Statuto. Lo Stato deve solo dirci se vuole negare anche questa norma, come ha fatto per tante altre norme, o se invece ritiene che ci si possa mettere attorno a un tavolo e discutere. Ma non è un tema di oggi. Possiamo parlarne dopo essere usciti da questa triste e difficile avventura. I portavoce comunali del Movimento 5 Stelle di Casteltermini, Luca Nobile, Filippo Pellitteri, Giuseppe Antinoro e Rosita Mondello hanno deciso di inviare un'istanza al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, al capo politico dei 5 Stelle Vito Crimi, chiedono di valutare una proposta di sostegno economico nei confronti delle partite IVA, di lavoratori autonomi e singoli cittadini, famiglie e anche comuni. Le misure proposte prevedono che, si legge nel documento, partite IVA e lavoratori autonomi, non avendo potuto usufruire degli immobili e delle utenze utilizzate esclusivamente per le loro attività lavorative, non paghino Tari, IMU e TOSAP. Per quanto riguarda singoli cittadini e famiglie con un ISEE inferiore ai 40.000 euro potrebbero invece contare, secondo quanto proposto sempre dai 5 Stelle di Casteltermini, sull'esenzione di Tari e IMU per tutti quegli immobili di cui non si è potuto usufruire nel periodo emergenziale in considerazione delle restrizioni. Lo Stato quindi, concludono, dovrebbe farsi carico, oltre che delle tasse sulle utenze, anche delle mancate entrate dei comuni in materia di tasse e tributi locali per i casi previsti nella proposta, anche perché se così non fosse gli enti locali non saprebbero come garantire servizi essenziali. L'assessore del Comune di Agrigento, Gerlando Riolo, interviene sui bonus spesa erogati dal Comune di Agrigento, frutto dei fondi stanziati dal governo Conte. Sentiamolo. Mentre continua l'attività di distribuzione dei pacchi alimentari che abbiamo iniziato tempestivamente assieme all'assessore Battaglia alla Protezione Civile, abbiamo adesso messo su il meccanismo per la distribuzione di buoni spesa per le cifre che derivano dai fondi sia nazionali, prima nazionali e poi della regione siciliana. Questi fondi saranno molto cospicui perché sono 444.000 euro provenienti dal governo nazionale e circa 1.170.000 provenienti dal
dal governo nazionale. Questi fondi verranno erogati dall'amministrazione comunale, verranno erogati sulla base di voucher o di buoni spesa. Questi buoni spesa verranno distribuiti alle persone che ne faranno richiesta e verranno distribuiti in punti vendita, quindi supermercati, negozi, generi alimentari, tutto quello che è previsto in un avviso che abbiamo fatto. Ne abbiamo fatti 2 di avvisi, uno per chi intende usufruire dei buoni spesa e un altro per gli esercenti che mettono a disposizione i propri esercizi commerciali per distribuire la merce sulla base dei buoni spesa. Abbiamo una buona risposta, ottima risposta dal punto di vista dei fruitori dei buoni spesa, per cui degli utilizzatori di buoni spesa, perché abbiamo già una buona domanda, siamo arrivati a circa 600 domande. Abbiamo invece pochissime risposte da parte degli esercenti. Volevo ricordare che per chi intende ricevere i buoni spesa il limite temporale, diciamo la scadenza dell'avviso è domani, entro la giornata di domani. Per gli esercenti in effetti è un avviso aperto, per cui ci si può sempre registrare e noi l'elenco che abbiamo e che avremo lo aggiorneremo quotidianamente. Però è importante, molto importante, che gli esercenti facciano richiesta per convenzionarsi con il comune, perché questo ci dà la possibilità di avere una presenza capillare sul territorio delle attività commerciali che possono concedere, dare la merce a chi ne fa richiesta e quindi ci eviterebbe la possibilità di assembramenti, di file, di code, che in questo periodo sappiamo tutti benissimo che è assolutamente deleterio. E quindi vediamo se c'è la possibilità da parte degli esercenti di prendere visione dell'avviso. L'avviso si trova sulla home page del comune, quindi sulla prima pagina del sito del comune e in alto a sinistra, e mi sono pubblicati 2 avvisi con tutta la modulistica necessaria. Per gli esercenti ci sarà da compilare una convenzione, ovviamente solo nella parte che riguarda l'esercente, l'altra parte verrà poi compilata dal comune e reinviata, firmata con firma digitale all'esercente stesso, e avrà già titolo per poter accettare i buoni spesa. È un'operazione complessa, è un'operazione che ci ha impegnato molto, e anche perché la platea dei possibili beneficiari non è conosciuta né da noi né dalla regione né dal governo nazionale. È un'operazione che riguarda una nuova povertà alla quale è indispensabile dare subito risposta, perché ci sono tante persone, e lo registriamo dalle numerose richieste che riceviamo giornalmente, che di punto in bianco si sono trovati assolutamente senza nessun reddito. A questo una risposta noi abbiamo cercato di darla subito con la distribuzione dei buoni spesa che stiamo continuando e che continueremo, però è giusto anche utilizzare i fondi che il governo nazionale e il governo regionale ci mettono a disposizione, e questo stiamo facendo. Il consigliere comunale di Agrigento di Forza Italia William Giacalone, al fronte del no da parte dell'assessore all'ecologia di Agrigento nell'AMEL alla sua richiesta di conferire rifiuti differenziati in sacchetti biodegradabili al fine di scongiurare il rischio contagio rientrando in casa i mastelli lasciati fuori strada, ribadisce le ragioni della sua proposta e afferma: vogliamo sapere dall'assessore AMEL quali siano i problemi di carattere igienico-sanitario più gravi dell'esporre a contagio del virus i concittadini, continuando ad imporre l'uso dei mastelli per il conferimento dei rifiuti. Si continua a imporre l'utilizzo dei mastelli solo per l'umido, ma per le altre tipologie di rifiuti si consente il conferimento in sacchetti, evitando così di far rientrare in casa possibili elementi di contagio, conclude Giacalone. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha reso omaggio ai 4 cimiteri della città. Lo stesso Firetto spiega: molti concittadini in queste settimane hanno espresso il desiderio di portare un fiore ai propri cari estinti e non si può. Ho promesso che sarei andato io per tutti gli agrigentini, e ieri è stata una domenica delle palme diversa per tutti, specialmente per i fedeli e per la Chiesa. Il nostro direttore Arturo Cantella.
Domenica delle Palme, senza fedeli, è quello che ieri è successo per la prima volta e che ha visto commemorare la festa senza seguaci per via del coronavirus in tutta la nazione, per primo il Papa a San Pietro con pochi intimi preti e qualche sora. Anche nella nostra provincia questo è successo. Don Franco ha detto messa in cattedrale senza fedeli, trasmessa solo in streaming attraverso il sito dell'arcidiocesi. Una Pasqua diversa quest'anno per via delle restrizioni dovute alla pandemia, che impedisce assembramenti di persone e restare a casa. Anche le funzioni pasquali saranno celebrate senza fedeli e trasmesse via Facebook. Don Franco ha dichiarato come quest'anno si è creato un intreccio stretto tra la passione di Gesù e la nostra sofferenza, dentro a quella di Gesù la solitudine di Gesù mi fa pensare anche a quella di ognuno di noi causata dal virus. Il suo pensiero è andato anche a medici, agli infermieri che stanno lavorando incessantemente, le forze dell'ordine, i preti che rischiano la vita quotidianamente per aiutare il prossimo. Tra le iniziative la Domenica delle Palme, anche quella del sindaco di Raffadali che ha presenziato da solo alla Santa Messa, rappresentando così tutti i suoi concittadini ed esortandoli a resistere, restando ancora a casa. Insieme a lui anche il comandante dei Vigili Urbani, Vincenzo Vella. La funzione è stata concelebrata dall'arciprete Stefano Casà e da Donaldo Sciabarrasi, che hanno affidato con una preghiera alla Madonna degli Infermi la città di Raffadali. I cittadini di Raffadali sono solito affidarsi con la propria devozione alla Madonna per superare i momenti più difficili. Anche il sindaco di Agrigento, ieri, giornata delle Palme, ha voluto porre una corona di fiori dinanzi ai cancelli dei 4 cimiteri della città, Bonamorone, Piano Gatta, Montaperto, Giardina Gallotti. Firetto ha così accolto l'appello di tanti concittadini che hanno sentito il bisogno di porre un fiore ai loro defunti, ma che per via delle restrizioni del Covid-19 sono impossibilitati a farlo. Tanti di voi, cari concittadini, in queste settimane mi avete espresso il desiderio di portare un fiore ai vostri cari estinti. Non si può, vi ho detto. Un maledetto, invisibile mostro ci ha costretti finanche a chiudere i nostri cimiteri. Vi ho promesso che sarei andato io, per tutti voi. Siamo andati stamattina dinanzi ai 4 composanti a deporre dinanzi al cancello altrettante corone di fiori. Un modo per cingere tutti, ugualmente, in un solo pensiero, un solo uniforme abbraccio. I funerali della studentessa di medicina di Favara uccisa dal suo fidanzato finiscono in procura perché in troppi hanno partecipato alla cerimonia contravvenendo al decreto contro il coronavirus. Il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti per verificare perché alla cerimonia avessero partecipato un numero così alto di persone nonostante il divieto del presidente del Consiglio Giuseppe Conti. Al rientro della salma di Lorena 40 da Messina, dove è stata eseguita l'autopsia, c'era ad attendere il passaggio del corteo funebre l'intera comunità favarese, anche se sono stati vietati assembramenti e anche per i funerali. Gli amici e i parenti si sono radunati nei pressi dell'abitazione della studentessa del 6º anno di medicina assassinata dal fidanzato. Dai balconi decine di abitanti hanno steso lenzuola bianche per dare l'ultimo saluto alla ragazza. Ad attenderla tra gli altri anche il sindaco di Favara, Anna Alba, ma la folla è stata notata anche dalla procura, che ha deciso di aprire un fascicolo per far luce su quanto accaduto. Nelle scorse settimane la procura aveva denunciato 48 persone che avevano partecipato a un corteo funebre a Porto Empedocle. Vi avevamo annunciato la scelta del centro Guttuso di Favara di assegnare il premio Mimosa d'Oro alla giovane Lorena 40, uccisa una settimana fa appunto dal suo fidanzato. Oggi la presidente del centro culturale Lina Urso Gucciardino spiega le motivazioni di questa scelta. C'è il servizio di Margherita Trupiano. Andrà a Lorena 40 l'annuale riconoscimento del Centro Culturale Guttuso di Favara Mimosa d'Oro, un'idea della presidente Lina Urso Gucciardino immediatamente condivisa e sostenuta da tutti i soci addolorati per la prematura e inspiegabile scomparsa della giovane promessa della medicina favarese. Lorena, ricordiamo, uccisa dal fidanzato, la cui dinamica è attualmente al vaglio degli inquirenti, si sarebbe laureata da qui a poco in medicina. L'ennesimo efferato femminicidio ne ha spento i sogni.
Un lutto, dice Lina Urso Guicciardino, che è di tutti e pertanto del Centro Guttuso, che ha deciso di onorarne la memoria, perseguendo quello spirito che anima la Mimosa d'Oro, che si occupa di tematiche ed eccellenze legate al mondo femminile. Lorena e la sua testimonianza devono rappresentare un tassello di quel percorso tracciato da questo premio Mimosa d'Oro, dice, che ha oltrepassato i confini regionali allargando il suo orizzonte. Lorena, conclude la Presidente, avrà dunque un riconoscimento speciale della Mimosa d'Oro che rappresenterà anche un momento per ampliare il dibattito sul fenomeno delle donne vittime di violenza, problema che non accenna a ridimensionarsi e che segna purtroppo una escalation del fenomeno. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Il click day per l'accesso alla cassa integrazione in deroga in Sicilia rischia di diventare un disastro informatico. I dettagli nel servizio. Il click day per l'accesso alla cassa integrazione in deroga in Sicilia, rivolta ai datori di lavoro che non possono accedere ad altri strumenti, rischia di tradursi in un disastro informatico. È l'allarme lanciato da Luca Sammartino, parlamentare regionale di Italia Viva e presidente della Commissione Cultura, Lavoro e Formazione dell'Assemblea regionale siciliana, che proprio sul tema CIGD si riunirà martedì 7 aprile con l'audizione online di tutte le parti coinvolte e dell'assessorato lavoro. Proprio martedì, infatti, prenderà il via la presentazione delle domande nella piattaforma online predisposta dalla Regione. Ho voluto che la quinta commissione, prosegue Sammartino, riaprisse l'attività proprio dal tema del lavoro, ascoltando sindacati e associazioni di categoria. Infatti, i professionisti che assistono le aziende evidenziano come ci siano varie criticità tecniche, oltre alla necessità di disporre di risorse adeguate per non lasciare fuori nessuno. Ho scritto, conclude Sammartino, una nota all'assessore Scavone per chiedere un intervento urgente volto a superare le criticità tecniche che rischiano di lasciare migliaia di lavoratori privi di copertura, con le conseguenze sociali che è facile intuire. Dall'Ordine degli Architetti di Agrigento parte la richiesta ai sindaci per l'attivazione di sistemi informatici utile a consentire lo svolgimento dell'attività libero professionale che non è stata sottoposta a chiusura e sospensione dai decreti. Il nostro direttore Arturo Cantella. Parte da Agrigento, da parte dell'Ordine degli Architetti, la richiesta ai sindaci per l'attivazione dei sistemi informatici utili a consentire lo svolgimento dell'attività libero professionale che non è stata sottoposta a chiusura e sospensione dai decreti governativi. In questo momento di emergenza Covid-19, spiega Alfonso Cimino nella qualità di presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, il nostro ordine con il suo consiglio sta lavorando non solo per fronteggiare l'emergenza ma anche per immaginare quale sarà la nostra professione in futuro. Lo stiamo facendo insieme con le consulte regionali degli architetti e con il Consiglio nazionale, unici interlocutori nel sistema ordinistico per tutelare la nostra professione. Desideriamo, continua Cimino, comprendere dunque come nella nostra provincia in questo periodo dobbiamo lavorare essendo la nostra attività non menzionata dai decreti governativi per relativa sospensione e chiusura. In tal senso abbiamo scritto ai sindaci e ai dirigenti degli uffici tecnici della provincia e per conoscenza anche al prefetto, in modo da conoscere quale organizzazione è stata posta negli uffici tecnici per l'apertura al pubblico, quali funzionari lavorano in smart working e se vi sono riferimenti telefonici o di posta elettronica per continuare a lavorare da remoto. Ci auguriamo, conclude il presidente Alfonso Cimino, che vi sia fortemente la collaborazione degli uffici comunali, ai quali abbiamo chiesto di attivare gli sportelli informatici SUA e SUAP fin dalla loro approvazione con la legge regionale 16, che ha recepito la 380 del 2001. Ciò nonostante, a tutt'oggi molti comuni non hanno proceduto. Oggi questi sistemi informatici sono importantissimi per svolgere e non fermare del tutto l'attività libero professionale dei nostri colleghi architetti. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha firmato un'ordinanza che impone a chi vuole entrare in Sicilia di registrarsi 48 ore prima e di chiedere il nulla osta al comune. Vediamo. A Messina non si entra più.
se non attraverso la banca dati. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha firmato la nuova ordinanza che prevede controlli più serrati per chi rientra in Sicilia. Con l'ordinanza contingibile urgente, il 5 aprile scorso, l'amministrazione comunale ha introdotto il sistema di prenotazione online per chi deve rientrare sull'isola e quindi transitare dalla città peloritana in questo momento di emergenza sanitaria. Chiunque voglia oltrepassare lo stretto di Messina e raggiungere la Sicilia dovrà comunicarlo al sistema di prenotazione online. Le disposizioni saranno attive da mercoledì 8 aprile. Tale ordinanza sindacale è stata comunicata al Presidente del Consiglio, ai Ministri dell'Interno, della Salute, delle Infrastrutture e al Presidente della Regione siciliana e ancora al Prefetto e al Questore di Messina, alle Forze dell'Ordine, alle compagnie di navigazione sullo stretto e a tutti i sindaci siciliani. Da adesso sullo stretto, ha dichiarato il sindaco De Luca, si passa alle nostre condizioni. Mi sono stancato di implorare il governo nazionale e regionale affinché si introduca l'accesso controllato in Sicilia. Basta con gli sbarchi indiscriminati. Da mercoledì prossimo a Messina, sottolinea ancora De Luca, non si entra più senza un nostro nulla osta. Chi non rispetta queste procedure non potrà attraversare il territorio comunale, sarà sanzionato e rispedito indietro. Da mercoledì prossimo, domani, proprio domani, tra poche ore, andremo a definire e a incaricare nell'ambito della Polizia Municipale la gestione di questa banca dati. Andremo a fare questi varchi, ve lo dico già prima. Uno sarà proprio qui, inquadralo Luciano, qua, per quelli che, i pedoni, quelli che scendono a piedi, saranno controllati qui. E se il codice non c'è, saranno rispediti da qui, con le macchine da qui. Luciano, si farà tutto questo percorso, dopodiché si entra nel territorio comunale, là ci sarà la polizia municipale che chiede quello che ha stabilito il sindaco, e cioè se ti sei prenotato e se hai avuto l'ok, anzi ti chiede solo il codice di passaggio, una cosa molto semplice, molto banale, veloce pure. E se non ce l'hai, te ne torni indietro. Di fatto, con tale ordinanza, chiunque intenda entrare in Sicilia dal porto di Messina, sia a piedi che su mezzi di trasporto, deve registrarsi almeno 48 ore prima dell'orario di partenza al sistema di registrazione online www.sipassacondizione.comune.messina.it. Chiunque voglia oltrepassare lo stretto dovrà dunque inserire in tale sistema informatico i propri dati personali, autorizzando il Comune di Messina a trattarli per i controlli. Inserire poi le motivazioni dello spostamento con in allegato la documentazione a supporto e dichiarare di aver informato il sindaco del comune di destinazione dove osservare il periodo di quarantena. In seguito si attenderà che dal Comune di Messina, previa valutazione, sia rilasciato il nulla osta del sindaco. Per i pendolari la registrazione è richiesta solo la prima volta. A tali viaggiatori sarà consegnato un code pass con il quale potranno imbarcarsi anche per le volte successive, senza ulteriori registrazioni o prenotazioni. Abbiamo definito la banca dati, abbiamo analizzato tutte le varie problematiche e le abbiamo sistemate, abbiamo fatto i verbali di condivisione, ma che cavolo dovevamo fare altro? È risultato positivo in carcere l'ex deputato regionale Paolo Ruggirello, così è scoppiata la rivolta dai detenuti. Vediamo. Positivo al coronavirus anche l'ex deputato all'Assemblea regionale siciliana, il trapanese Paolo Ruggirello, attualmente detenuto in provincia di Caserta presso il carcere di Santa Maria Capo Vetere. Determinante per l'accertamento delle sue condizioni di salute l'intervento di Samuele Ciambriello, garante per i detenuti della regione Campania, accogliendo l'allarme lanciato dalla figlia di Paolo Ruggirello, Monica, dopo che il padre, al manifestarsi dei sintomi, aveva chiesto di curarsi, situazione che si aggravava dal 25 marzo al 1 aprile, stando ad una nota fattaci pervenire per conto della famiglia Ruggirello. Pare che l'ex deputato avrebbe chiesto di effettuare il tampone anche a sue spese, ma il test sarebbe stato effettuato solo nella giornata di venerdì 3 aprile scorso. I legali di Ruggirello avevano anche richiesto la scarcerazione del loro assistito per motivi di salute, proposta per l'ennesima volta respinta, poiché la documentazione sanitaria acquisita dall'istituto penitenziario non lasciava emergere la gravità della situazione.
Stando alle cronache provenienti dalla Campania, del carcere di Santa Maria Capovetere erano già stati contagiati il dirigente medico e altre 2 infermieri e circa 70 tamponi di cui non si conoscerebbe alcuna notizia erano stati effettuati sul personale sanitario. La questione sarebbe stata seguita fin da subito dall'associazione Antigone, che si occupa della tutela dei diritti dei detenuti. Paolo Ruggirello, in carcere dal 5 aprile del 2019, poiché coinvolto nell'operazione antimafia denominata Scrigno, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di associazione mafiosa, processo la cui calendarizzazione di inizio è prevista per mercoledì 8 aprile prossimo innanzi il Tribunale di Trapani. Stando sempre alle fonti giornalistiche provenienti dalla Campania, dopo la notizia di positività al coronavirus di Paolo Ruggirello, all'interno della struttura carceraria sarebbe scattata la protesta di alcuni detenuti distribuiti nel reparto denominato Nilo. Prontamente scattato il protocollo di sicurezza ambientali per i casi di emergenza, ma per fortuna non vi sarebbero stati casi sfociati nella violenza. Paolo Ruggirello è stato trasferito all'ospedale Cotugno di Napoli. Il garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, riferisce che nel penitenziario sono iniziati i test rapidi per 131 detenuti e per 54 agenti. L'ospedale Domenico Cotugno di Napoli è un nosocomio specializzato nella cura di persone interessate da malattie infettive ed in questa crisi emergenziale dovuta alla pandemia sarebbe visto come un modello della medicina italiana nell'ospitare pazienti affetti da Covid-19. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Prima della sigla c'è un video. A presto. È inutile suonare qui, non aprirò a nessuno. Il mondo ormai l'ho chiuso fuori con il suo casino. La quarantena, sai, il frigo pieno e poi un colpo al ragù e poi chiudo col tiramisù. È inutile che chiami, non risponderò a nessuno. Il telefono l'ho messo piano, quasi a -1, perché è importante, sai, pensare un poco a me. Sto chiuso in casa ormai da più di un mese, di giorno 3, solo, beato come un bambino, solo, mangiando un panino in più, solo, sdraiato sul divano, solo che guardo la TV e per alzarmi ci vuole la gru. Il mondo dietro i vetri sembra un film senza persone. Il mio pensiero corre forte verso un'altra porzione. Sono ingrassato, sai, di qualche chilo e poi mangiando sempre ormai, ma è così che mi va. Solo la luce del frigo è accesa, solo cercando qualcosa in più, un altro menù, solo